Ogni passo che abbiamo fatto insieme ci ha portato fino a qui. Il cambiamento parte da noi, da una grande mobilitazione collettiva che ci ridia una speranza. Vogliamo costruire un nuovo partito democratico che sia umile nell'ascolto e utile alla comunità, che faccia una lotta serrata contro il lavoro povero, contro la precarietà, che si batta contro ogni diseguaglianza, per la redistribuzione, più sanità pubblica contro tagli e privatizzazioni, più scuola pubblica come grande leva di emancipazione sociale e più coerenza sulla conversione ecologica, fermando il consumo di suolo e i sussidi ambientali dannosi, accompagnando tutta la società, dalle fasce più fragili in questa grande conversione, lavoratrici e lavoratori, piccole e medie imprese, e più coraggio sui diritti sociali e civili che sono inscindibili, mai più finanziamenti alla Guardia Costiera libica, lo Ius Soli, i diritti delle persone LGBTQIA+. Ecco, per farlo però dobbiamo cambiare questo partito. Per ritrovare credibilità nell'Italia che fa più fatica, noi dobbiamo cambiare tutto: volti, metodo e visione. Vogliamo un partito aperto, accogliente, in dialogo costante con la società, le parti sociali, il terzo settore. Vogliamo un partito in cui avanzino le persone più competenti, non quelle più fedeli. Vogliamo un partito in cui si facciano strada donne e giovani che sono stati più schiacciati dalla crisi e anche in politica. La destra è al governo e fa la destra, ma noi dobbiamo costruire una sinistra che oggi non può che essere ecologista e femminista. Ecco, ma per farlo ci serve una grande mobilitazione. Il 26 di febbraio venite a votare alle primarie del Partito Democratico, perché se cambia il PD, cambiamo l'Italia.